Ok, gara Moto 2 finita. Un commento a caldo, Bembe, cosa ne pensi di queste di queste gare? Fantastica. Lorenzo bella, dalla bella. porta. Lorenzo dalla porta. Sì, no, la prima è stata fantastica. Attacchi Grande Luca Marini, direi. Grande Luca Marini. Ago, cosa dici di questa Moto 3, Moto 2? Moto 3 è fine del mondo, Non c'era un'emozione più grande. Moto 2 È tipo là. secondo me Luca Marini poteva dare quel pelo in più che poteva andargli sotto a Marquez in maniera tale da fargli sentire un Da po' di fare pepe nel bagarre culo. agli ultimi 2 giri. Flying high, you know. Sì, secondo me E invece bastava che lasciasse la pinza un po' più tardi. ok, quindi adesso sono le 13 e quasi 9 minuti. Chiediamo Ago cosa ti aspetti da questa MotoGP. Invece MotoGP io spererei che Ducati vincesse. Sky, you know how I'm feeling. Il rubinetto della benzina adesso e Dovi, ma cosa ha fatto Marquez? Dove l'aveva tenuto? È largo, oddio! È dentro Petrucci, approfittando del contatto tra Dovizioso e Marquez. Davanti è Petrucci, Danilo Petrucci, Petrucci, vai Danilo! Petrucci! ok, Ma la vedo dura, c'è una formica davanti che rompe i coglioni. che rompi i coglioni. Oltre a rompere i coglioni qui Io vorrei dire che adesso nel MotoGP si sa chi vincerà. Mi metti con Marquez. No, comunque segnaliamo fumogeni viola. Tra poco blu, no cazzo, quello è viola, Comunque se volete tirare un pezzo. Viola, dai, siete daltonici. No, il viola. Tifosi di Jorge Lorenzo, giusto Cristian? Tifosi di Jorge Lorenzo con il fumogeno viola. Vediamo una scala mette sul viola. Caveve tutti. Cosa ti Caveve, forse. Attenzione, la Elena è diventata amminatrice. Sì, perché adesso abbiamo Sta scovando l'oro nel Klondike. Chi non semina raccoglie. Chi non sembra raccoglie, invece Aspetta che capisco. da Bembe voglio chiedere cosa si aspetta da questa MotoGP. Una bella gara, bella emozionante, piena di colpi di scena. Dai. Quindi adesso sono le 13:10. Magari guarda. Tra 50 minuti, intanto adesso podio Moto 2, MotoGP, ore 14, tutti in piedi sul divano. Tutti in piedi sul divano! Bembe piromane, vai cazzo! Diciamo. Vai! Vale nel cuore, ora e sempre nei secoli dei secoli, amen! Sì! Bastardo! Buttalo lì! Non ce n'è uno. Ale! Tutti i piedi con applausi, mani al cielo anche voi. Chiodo terzo nel warm-up con la sua Ducati Mission Without. 1,47,0.
Sì, ma quello là se si ribalta muore. Danilo Petrucci, Michele Pirro, Valentino Rossi, ottimo. Sta per partire il warm up della MotoGP. Abbiamo visto partire un missile. Occhio che la Ternana cade per terra. Che dice che apre Casanova Savelli, ragazzi. Buccine, arrabbiata 1. problemi nelle prove. Correntaio, Scarperia Palagio. E qui la Materassi Borgo San Lorenzo. Ago c'è, sempre presenti. La griglia Tra poco si colorerà tutto di giallo, di questo colore qui. l'inno nazionale italiano. Ago. Mano sul petto! Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? E porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta dell'elmo di Scipio, è la vittoria, e porga la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò. E alla morte l'Italia chiamò. Sì! L'applauso Sì! piloti del motociclismo stellare. Sì! Questo vuol dire vivere, questo c'è, Ago! E portare il via al più grande spettacolo del mondo delle due ruote. Coi Penotti, Penotti! Ci siamo! Siamo grandissimo, il poliziotto più veloce del mondo. Michele Pirro. Michele Pirro, eccolo qua, speriamo dall'ala della tribuna. Sì! Michele Pirro, siamo pronti per andare davvero al punto alla rovescia, siamo a Guarda! seconda per la Materassi. Guarda! Si mette curva comoda. Tutta la Casanova Savelli colore giallo. Giallo. Nova Savelli dove si mette la terza. Evasore, discesa, terza. Mamma mia. Flash del gas in salita a 200 orari Questo è il warm up e tra poco si inizia a ballare. alla staccata della You know how I feel. Sun in the sky. Sono partiti, è partita la gara più importante di queste tre, tra 3 MotoGP, Moto2 e Moto3. Ecco Cristian Modolì, incredibilissimo. potrebbe essere Petro. Attenzione, tutto silenzio al Mugello in questo momento. Stanno arrivando Luco Poggio Secco, Dovizioso, attenzione. adesso Materassi e la eccoli che passano. Valentino Rossi sorpassa la Materassi, bellissimo, bellissimo. Valentino Rossi sorpassa la Materassi, qualcosa di incredibile, ragazzi. Stiamo documentando tutto. Eccolo che passano adesso alla curva del Correntaio. Marquez sempre davanti, che sta comandando la gara. Adesso Biondetti 1, Biondetti 2, dopo curva Buccine, ultima curva prima del traguardo. Dai Dovi! Secondo Dovi!
la battaglia, tutti uno dietro l'altro, primo passaggio per Marc Marquez. Seconda posizione Dovizioso. Sì! Vai Dovi! Passata infernale per Miller. Attenzione. anche Craccio. Petrucci, tre Ducati. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky.